Si attende in queste ore l'arrivo in città del nuovo presidente biancazzurro, l'imprenditore siculo vicentino Emanuele Canzonieri. Lo si è appreso da un comunicato stampa dei giorni scorsi da parte della società e la decisione è maturata all'indomani della conferenza stampa dello stesso padrone Giuseppe Deni. Per ciò che ha fatto trapelare lo stesso nuovo presidente e sua ferma volontà investire in Sicilia e rilanciare il blasone biancazzurro. Prima però occorre risalire la china, togliersi dall'attuale brutta situazione in classifica generale e poi proiettarsi verso un futuro più tranquillo. Canzonieri opera nel settore delle carni e ha un fatturato ragguardevole, si parla di 40 milioni di fatturato. E quando si dice ha messo a disposizione del DS Peppe Cammarata un budget pesante per poter operare senza problemi per il rafforzamento della squadra in stretta collaborazione con il tecnico Favarin. Il mercato di riparazione è aperto da circa una settimana. È andato via Grillo alla regina ed anche Lofaso sembra sul punto di cambiare area. Per lui sembrano aperte le porte dell'Ancona in Serie D. Per quanto riguarda il prossimo futuro, Canzoniera a fine stagione intende avvalersi di persone di sua fiducia che si stabilirebbero perennemente ad Agrigento. Al riguardo si attende che tutto ciò che è stato dichiarato attraverso comunicati stampa venga affermata in una prossima conferenza. Intanto il tecnico Marco Coppa non è più l'allenatore del Licata. Dopo l'ennesima sconfitta, la quinta, il tecnico etneo ha deciso di dimettersi. La società giallablu adesso è alla ricerca di una nuova conduzione tecnica e si fa sempre il nome per un possibile ritorno di Pippo Romano, che così ritornerebbe alla guida del Licata. Nelle prossime ore ci dovrebbe essere l'ufficialità, ma non si escludono altre soluzioni.